Intanto facciamo i complimenti alla famiglia Stocco per i 25 anni, perché come si diceva prima non è né scontato né facile, quindi grandi complimenti per questa impresa che sta crescendo anno dopo anno. Noi oggi siamo qui a inaugurare una cosa importante, 2 nuove stazioni di ricarica in un'area privata che però saranno usufruite 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno da qualsiasi soggetto che transiti in questa zona e che attraverso lo smartphone potrà individuare queste 2 stazioni di ricarica. L'energia elettrica che vendiamo è 100% green, quindi siamo assolutamente orientati verso un momento di transizione storico che ci cambierà la vita, e questo impatto lo stiamo già vivendo noi in questa fase appunto di transizione, ma colpirà soprattutto i giovani che saranno i veri protagonisti di questo cambiamento epocale. I dati che ha dato sono di un raddoppio di vendite per quanto riguarda le auto. Sì, in provincia di Treviso nei primi 6 mesi del 2019 sono state immatricolate 131 auto elettriche, numeri ancora molto bassi sia chiaro, ma però rispetto a tutto il 2018 che erano 67 significa che c'è molta attenzione, c'è disponibilità ed è importante per questo predisporre anche una rete adeguata di rifornimento.